Adesso è in atto praticamente un derby veneto per il Ministero della Giustizia tra Nordio e la Casellati, ma non è che il Veneto sia poco rappresentato in quello, almeno da quello che si può capire da questo governo? Ma bisogna vedere prima se le persone scelte sono competenti, perché l'importante non è che rappresentino, è che siano competenti. Il fatto di avere qualche veneto al governo in più? Se governa meglio di quelli che non hanno fatto niente fino adesso. Qualcosa di Veneto nel nuovo governo ci deve essere, insomma. Quindi mi aspetterei che vengano avanti nomi che vadano in carica al governo su questo momento, sì, Magari più di uno. magari più di uno. Secondo lei c'è poca rappresentanza del Veneto? Poca sicuramente, però se c'è Nordio, diciamo, almeno è una persona competente. Per me Nordio, guarda, sarebbe il numero uno. La Casellati sarà brava, sì, ma cosa sa di giustizia la Casellati? Cosa sa? Le sembra che forse il Veneto sia poco rappresentato? Sì, decisamente, ma colpa dei Veneti, ma non da adesso, da un pezzo. Non è necessario un rappresentante veneto, il Veneto è una delle regioni in Italia credo abbastanza rappresentativi per il mondo del lavoro e così, per cui qualcuno che ci sia, credo che sia come è giusto che ci sia per la Campania o per la Sicilia o per chiunque altro, insomma, quindi una distribuzione di rappresentanze regionali credo sarebbe opportuno.